Buonasera a tutti, buonasera. Bentornati sulla Tenda TV. Questo è Tose nel pallone. Anche quest'anno il finale di stagione, ci siamo per il terzo anno consecutivo, pronti a portarvi in quella che è stata un'altra grande annata, un'altra grande avventura sportiva, sempre a fianco dei colori rossoblù del Permac Vittorio Veneto, e quindi abbiamo voluto celebrare, chiudere un'altra stagione sportiva, perché questo gruppo anche quest'anno, al di là di tutte le considerazioni, delle classifiche, dei meriti, dei demeriti, anche quest'anno abbiamo assistito a un'altra grandissima avventura sportiva. Un gruppo unico che celebriamo con questa puntata rigorosamente in diretta sulla Tenda TV, quindi ringraziamo ovviamente tutti a partire da Federico Campodall'Orto che rende possibile la trasmissione, il pubblico questa sera che è intervenuto, grazie ancora per essere qui con noi. Come tutti gli anni una puntata ricchissima, avremo ospiti, avremo le ragazze ovviamente del Permac Vittorio Veneto, avremo le clip, rivedremo tutti i gol, rivedremo tutte le più belle giocate e poi, lo posso già dire, visto che ormai gli spoiler non si negano a nessuno, avremo anche il momento che l'anno scorso è piaciuto, per fortuna insomma siamo contenti, e quest'anno replicheremo col Mai dire Tose, vedremo anche insomma quello che è un po' il meglio del peggio della stagione sportiva che si è appena conclusa. Vedete qua davanti a me subito il quartier generale maggiore per quanto riguarda ovviamente l'organigramma della società, a partire dall'uomo che siede al centro, il direttore generale Giovanni Bolzan, alla sua destra il direttore sportivo Marco Partata e alla sua sinistra invece Mister Fabio Toffolo, la grande novità possiamo dire di quest'anno anche rispetto allo scorso anno, ma avremo modo di parlare con lui, è subito entrato nel cuore e nella grande famiglia che è ovviamente il Permac Vittorio Veneto. Allora cominciamo dal DG, rigorosamente dal DG. È stata un'annata, abbiamo detto, questa sera è una festa, vogliamo celebrare un'altra annata sportiva perché è inutile soffermarci sui regolamenti, su quello che poteva o non poteva essere. Abbiamo assistito a un grande campionato, una squadra coraggiosa che ha lottato, un quarto posto che in qualsiasi altro campionato e qualsiasi altra stagione sarebbe valso un bonus. Quest'anno non è stato così, ma nulla toglie, ripeto, i meriti a un gruppo, una grande squadra che mantiene le sue fondamenta. Abbiamo visto anche quest'anno un grande gruppo che ha confermato le sue pedine fondamentali. Sì, buonasera a tutti. Intanto inutile negare che per quanto riguarda il risultato sportivo, quel punto di differenza che ci ha tolto il terzo posto, un po' di delusione, un po' di rammarico l'ha portato, però i lati positivi di una stagione comunque ai vertici, come succede ormai da diversi anni qui a Vittorio Veneto, e la forza del gruppo, l'amalgama e la forza della società soprattutto sono stati encomiabili. Spenderei due parole proprio per la forza e la grande capacità di questa società. A me che piacciono i numeri, sono andato a ritroso per vedere negli ultimi 4-5 anni le società del calcio femminile, perché con questa nuova primavera del calcio femminile, con l'avvento delle società professionistiche, questo ha comportato, voglia o no, una situazione deficitaria per le società storiche. Sono andato a guardare i numeri, per dire, e 5 anni fa, quando sono entrato nel mondo del calcio femminile insieme a Sergio, insieme alla famiglia Fattorell, delle squadre che militavano nei campionati di Serie A e di Serie B di 5 anni fa, in Serie A c'erano 16 squadre, tra chiusure e accorpamenti ne sono rimaste 10 delle storiche, in Serie B addirittura su 50 ne sono rimaste 30. Quindi vuol dire che in 5 anni il 40% delle società di calcio femminile hanno chiuse o qualcuna si è accorpata con le società professionistiche. Vittorio Veneto e la famiglia Fattorell continua ininterrottamente da 36 anni a fare calcio femminile, quindi questa è una chicca non da poco per questa grande società e per questa grande famiglia. Assolutamente, un grande applauso e un merito va ovviamente alla famiglia Fattorell che continua a portare avanti un lavoro straordinario
come tu hai giustamente ricordato, con le società professionistiche sempre più ormai introdotte, orientate all'interno del panorama del calcio femminile, per una realtà così storica, però ovviamente che non può competere con le big, diventa sempre più difficile, al tempo stesso immaginiamo anche da un punto di vista dirigenziale più stimolante, portare avanti questa avventura. Allora, passiamo all'aspetto prettamente sportivo col direttore sportivo Marco Partata, che è l'artefice delle squadre, delle ragazze che sono arrivate in questi anni, che si sono unite al gruppo storico ottenendo questi ottimi risultati. Alla fine anche quest'anno è stata scelta la linea della continuità, perché tantissime ragazze sono rimaste, non è un segreto che il gruppo sia sempre stata la forza di questa società, e tutte quelle che sono arrivate anche quest'anno come negli anni scorsi si sono immediatamente amalgamate, diventando praticamente una cosa sola rispetto anche alle storiche. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Penso che la forza della squadra negli ultimi anni sia stata il gruppo. Inserire ragazze nuove in un gruppo così non è facile, bisogna andare a mirare proprio ragazze che a livello caratteriale, oltre che alle capacità calcistiche, possano far parte di questo gruppo. Io e Giovanni Bolzan siamo andati a mirare alcune ragazze che avevano un profilo sportivo interessante e poi si sono rivelate a livello caratteriale e umanamente delle persone da Vittorio Veneto. Ecco, ma una curiosità che credo interessi anche i nostri telespettatori. Come lavora un direttore sportivo sul campo esattamente? Come sceglie le giocatrici che poi entrano a far parte della propria squadra? Come avviene la scrematura piuttosto che l'approccio vero e proprio alle ragazze che poi si sceglie di portare all'interno dell'organico? Ma innanzitutto bisogna avere un attimino di conoscenze calcistiche, poi onestamente c'è un confronto giornaliero con Giovanni Bolzan e ultimamente anche col mister Fabio Toffolo. Si cerca di inserire delle ragazze, ripeto, a Vittorio Veneto non è facile perché comunque l'aspetto umano conta quasi più di quello calcistico. È un lavoro quotidiano, 364 giorni all'anno, ne escludiamo uno perché facciamo Natale almeno, Natale, dai, così, almeno giusto per Natale. mangiare tutti insieme. È un lavoro quotidiano di ricerche, di anche qualche statistica, e poi si cerca di magari andare a vedere magari qualche ragazza che non tutti riescono a trovare. Ci sono scommesse vinte e scommesse perse, però diciamo che ultimamente abbiamo avuto anche la fortuna dalla nostra parte. Ecco, in tema di scommesse vinte direi che sicuramente una è rappresentata da mister Fabio Toffolo, perché quando è arrivato qui a Vittorio Veneto ha fatto subito sentire tutto il suo sia pedigree calcistico, perché comunque era reduce da esperienze importanti anche in Serie A. I risultati poi sono arrivati, perché ricordiamo che il Vittorio Veneto ha concluso la stagione con un filotto di 14 risultati utili consecutivi, quindi davvero numeri pazzeschi. Mister, ciao Fabio, intanto benvenuto anche a te. È il primo anno per te, perché loro ormai sono navigati, sono abituati a stare davanti alle telecamere, però per te immagino sia una delle prime volte, anche se voglio dire così mi sei un po' da prima serata effettivamente con la camicia sgargiante. Però ecco, tu sei arrivato a gennaio qui, anzi a dicembre per la precisione, qui a Vittorio Veneto, però in un certo senso è come se fossi qui da sempre, ovviamente in senso positivo, nel senso che ti sei sposato subito con l'ambiente, hai trovato l'alchimia giusta sia con la dirigenza che poi con le tue ragazze. Sì, intanto buonasera a tutti quanti. E la prima frase che mi hanno detto quando mi hanno contattato è stato: guarda Fabio che se entri in una famiglia. Quindi questa è stata l'entrata principale per capire in che ambiente potevo lavorare e dovevo lavorare. Quindi è stato semplice per me adattarmi in questo ambiente, perché sono stato agevolato da Giovanni e da Marco, che mi sono stati vicino dal primo allenamento, quindi qualsiasi cosa avessi avuto bisogno erano lì presenti. Dopo sapevo di entrare in uno spogliatoio dove il gruppo era forte, era preparato, aveva e ha delle qualità umane in primis e tecniche e calcistiche di elevato livello, e quindi dovevo entrare in punta di piedi. Sono stato accettato bene in breve tempo dalle ragazze come uno di loro.
quindi dovevamo tutte quante metterci in testa che l'obiettivo era quello prima di tutto di diventare squadra e non solo un gran gruppo. E spero che in questi 6 mesi che sono stato qua è qualcosa di mio lasciato, quindi spero che da dicembre a maggio qualche ragazza abbia imparato qualcosa di quello che è il mio modo di vedere il calcio. Quindi ringrazio la società per avermi dato questa occasione. Adesso stiamo lavorando per la prossima annata, che deve essere importante dal primo giorno fino all'ultimo. Ecco, da dove si riparte allora per la prossima avventura, che ricordiamo sarà nell'Interregionale? Si riparte con l'obiettivo principale, che è quello di fare un campionato da protagonisti e cercare di stare sempre in alto livello, e ragazze tutte quante motivate in tutti gli allenamenti, e cercare di fare un buon calcio, e inutile dirlo, bisogna raggiungere gli obiettivi con dei grandi risultati. Speriamo di dare continuità, come hai detto te, all'ultimo periodo di questo campionato, quindi sono avvantaggiato perché non subentro a inizio stagione, quindi le dinamiche sono diverse, le ragazze mi conoscono soprattutto i miei difetti e io conosco i loro pregi, quindi solo da tirarsi sulle maniche e lavorare. Ecco, domanda un po' così simpatica, provocatoria. Ti senti più sarriano come stile di allenamento, quindi più Maurizio Sarri o più Max Allegri? Allora, sinceramente non ho visto nessuno dei due mai allenare, quindi io faccio del mio, cerco di farlo nel miglior modo, cerco di capire tutte le dinamiche, perché ci sono ragazze che fanno centinaia di chilometri a settimana. È chiaro che devono arrivare al campo con il sorriso, spensierate, bisogna lavorare, bisogna che dopo un'ora e mezza, 2 ore siano contente e soddisfatte di quello che hanno fatto. Quindi io faccio il meglio che posso. Dopo, se i risultati e il sorriso delle ragazze mi dà ragione, vuol dire che non sono né sariano né allegriano, ma sono solo Toffolo. Ecco, assolutamente. Un applauso al mister, al direttore generale, al direttore sportivo. La triade, senza scomodare paragoni con altre triadi. Entriamo nel vivo della puntata ancora di più, perché tra poco cominceremo anche a conoscere, a parlare con le ragazze. Intanto, per sgranchirci a livello anche di immagini, guardiamo subito la prima clip di questa puntata, perché ci rivediamo in una carrellata molto veloce, in appena 4 minuti, tutti e 67 i gol che il Permac Vittorio Veneto ha messo in saccoccia, ha messo in rete in questo campionato di Serie B 2017-2018. Rewrite the story. Tonight we're forever young. Yeah, tonight we're forever young. Through the pain and the heartaches, there's still love for everyone. There's still love for everyone. This is our life, this is what counts.
Eh sì, c'erano proprio tutti e 67 i gol messi a segno dalle ragazze dalle Tose del Permac Vittorio Veneto in questa stagione di Serie B 2017-2018, sono tanti, ve li abbiamo mostrati tutti. Non è un caso anche la colonna sonora che abbiamo scelto, perché Anywhere for You racconta un po' il senso di girare tutto l'anno, tutta l'Italia per una maglia, per dei colori, per una passione, per cercare ovviamente di regalarsi momenti indimenticabili. Noi ne abbiamo visti ben 67. Cominciamo dalla difesa, come facciamo tutti gli anni, abbiamo diviso le ragazze per reparto, ci sono alcuni jolly, quindi diciamo difensori possono fare i centrocampisti, o centrocampisti possono fare i difensori, ovviamente tutto sta alla bontà tattica di mister Fabio Toffolo. Cominciamo da 3 colonne della squadra, 2 terzini, quindi abituati a correre, e un jolly, che è peraltro il capitano. Ovviamente la tengo dulcis in findus, che non esiste, ma è una cosa latina che mi invento io in questo momento apposta per te, Fra, giusto perché tu ti prepari. Quindi Monica Furlan, qui alla mia sinistra, al centro Michela Tonon e a destra il capitano Francesca Rossi. Date un applauso ancora. Per le protagoniste della nostra difesa, tra l'altro 3 esponenti storici di un gruppo storico che continua appunto a giocare insieme dopo tantissimi anni. Partendo da Monica, allora, che so che ha una gran voglia di parlare, di raccontarci un sacco di cose, vero Moni? Allora, intanto quest'anno hai giocato molto, hai trovato molto il campo, hai corso molto, e come l'hai vista dal tuo punto di vista? Sappiamo che il tuo ruolo è un ruolo di fatica, si tratta ovviamente di fornire assist alle compagne o spesso di dare una mano anche in difesa, quindi grandi polmoni. Dove si trovano ancora gli stimoli? Dopo tanti anni. So che sembra una domanda lunghissima, ma solo per dirti perché giochi, cioè cosa ti spinge a coltivare questa passione ancora? Beh, venivo da 2 anni in cui non ho giocato tanto, quindi volevo un po' riprendere la forma e avevo quello come stimolo per quest'anno, insomma, fare bene. Ma tu hai scelto sempre di fare il terzino, oppure è la classica storia magari di un attaccante, di un difensore, di un portiere che magari sceglie un altro ruolo e viene messo alla prova? Dove faccio meno danni, credo. No, adesso questa non è una sincerità, proprio autofustigazione che assolutamente non rende l'idea invece di quella che è stata la sua stagione. No, dai. Non date le corde anche voi, che dopo si fa delle strane idee. Per quanto riguarda, ecco, questa annata, un aggettivo che ti viene in mente anche nel rapporto con le tue compagne e con quello che è stato il vostro spogliatoio? Questa è una domanda difficile. Dai, un aggettivo qualificativo. Puoi anche dire bellissimo, dai, se vuoi. Come annata, come gruppo, come spogliatoio. È stata piena questa annata, nel senso che è stata lunga, ma ci sono state tante partite, tanti allenamenti, e quindi è stata intensa, piena questa stagione. Perfetto, è stato, appunto, ricordiamo, avete dovuto affrontare qualcosa come 30 giornate di campionato, per quello parlavamo di un lungo tour de force a livello ovviamente nazionale. Passiamo a Michela, allora Miki, perché lei è un altro dei collanti dello spogliatoio, prodotto del settore giovanile, è un po' la giocatrice che sia quando è in campo sia quando è fuori la noti sempre, perché è quella che fa più casino, posso dirlo tranquillamente e molto volentieri. Per te che sei cresciuta in questa squadra, in questa annata ti sei ritagliata un altro spazio importante, quindi anche per te, ripeto, che comunque sei cresciuta, sei stata quasi innaffiata dalla famiglia Fattorel, come è stato condividere questa annata? Beh, come tutte le annate, penso che stare in un gruppo così ti spinge a continuare sempre, perché è qualcosa di magnifico e di unico, e penso sia stata un'annata di sacrificio, però bellissima come tutte. Tra l'altro tu stai affrontando una maturità in questi giorni, quindi non so se la tensione è più o meno la stessa in questo momento rispetto a una terza, seconda prova, è peggio, perfetto. Allora, anche per te è stata un'annata in giro per l'Italia, anche per te un'annata da terzino, quindi anche in questo caso tanti polmoni e tanta voglia di sacrificio. Voglia di sacrificio sì, polmoni un po' meno. Quelli si fanno per forza di cose, perché poi uno correndo in qualche modo se li fa. Qual è un momento che ti è rimasto particolarmente impresso di questa stagione? Sia magari all'interno di una gara piuttosto che magari in un post-gara o in un pre-gara. Oddio. Sì, qualcosa che hai vissuto da lucida, non dopo 7 spritz, per dire, cioè che può essere un po' più facile da ricordarti. Credo ci sia qualcuno che suggerisce, non so se era della Pertosse o qualcuno che suggeriva dalla folla, comunque così, un momento, un'azione, un abbraccio, un qualcosa che avete vissuto insieme. Probabilmente gli ultimi sguardi che ci siamo dati all'ultima partita, consapevoli del fatto che magari l'obiettivo che ci eravamo prefissati non era stato raggiunto, e quello che è pesato un po' di più probabilmente.
Ma sono anche sguardi, hanno anche sguardi di speranza per continuare, direi, tutti insieme. Certo, erano sguardi di coraggio, di dire vabbè non ce l'abbiamo fatta sto anno, ma deve essere un pretesto e diciamo, uno stimolo in più per farcela il prossimo anno, ecco. Assolutamente, ripartire da un gruppo, ricordiamo, fatto da amiche, prima che da giocatrici. Oh, capitano, mio capitano, anche quest'anno, anzi questo è il secondo anno che ormai eri al comando della nave, quindi ormai dovresti esserti abituata a quella fascia salda sul tuo braccio e a comandare questo gruppo formato, abbiamo detto, da giocatrici che sono anche delle pazze scatenate, come nel caso di Michela che a volte andrebbe sedata come i cavalli, oppure anche nel caso di altre giocatrici che comunque tirano sempre fuori tutto quello che hanno dentro in campo. Sì, è un gruppo totalmente di squilibrate. Cioè, Ecco, questo per rendere l'idea, è esatto. assodato, però credo che vivere la quotidianità, perché poi alla fine di questo si tratta, tutti gli allenamenti, le partite con persone con le quali stai veramente bene, ti fa superare delle stanchezze incredibili, quindi quest'anno è stata lunga, sicuramente, è stata stancante. Abbiamo macinato veramente tanti chilometri in tutta Italia, però far 6 ore in pullman con amiche storiche da una vita ti fa affrontare tutto in modo differente, e quindi anche il campo stesso lo vivi a 360 gradi, proprio con emozioni intense, perché hai a fianco una persona con la quale giochi a calcio da 15 anni, hai a fianco un'amica, hai a fianco la compagna che è sempre pronta a incoraggiarti, quindi credo che soprattutto negli ultimi 7-8 anni ho vissuto molto più di uno sport, ma veramente sì, torniamo sempre alla solita parola, ma famiglia è proprio il concetto che racchiude tutto. Ecco, tu da capitano, allora, un momento particolare, perché Michela ricordava appunto gli sguardi che vi siete scambiati nei momenti cruciali di questa stagione. Tu hai qualche altro highlight, qualche flashback, qualcosa che ti riporta a un momento particolare di questa stagione? La mia memoria non è proprio così precisa, però credo che ho ricordi sia belli che brutti, perché alla fine sono quelli più forti che ti rimangono. Non me ne voglia, che è qui presente, e dopo parlerà anche lei, credo, anche l'infortunio stesso di Alice, appena rientrata, a me ha destabilizzato parecchio, perché vedere una ragazza rientrare da un infortunio e subirlo poco dopo fa star male non solo la ragazza ma tutto il gruppo, quindi queste cose, si crea proprio un'empatia anche su un infortunio che non ricade solo su chi lo subisce, ma un po' su tutto il gruppo. E poi invece ci sono momenti di totale euforia, soprattutto dopo le partite. Sì, chiaramente, l'abbiamo detto più volte che insomma Vabbè, la sobrietà è un'altra cosa. Anche lì siamo molto, molto unite nel far festa, ma vabbè, è un altro discorso. E poi credo che vedere gli sguardi delle compagne poco prima di fare l'urlo ogni domenica, perché l'urlo in spogliatoio lo facciamo ogni domenica, e a me emoziona ancora, probabilmente per il valore che io do a quella maglia rosso-blu che per me è veramente come la mia pelle, quindi... Esatto, è sempre bello ricordarlo, perché quando parliamo di gruppo storico non è un modo di dire, parliamo di persone che veramente hanno diviso la loro quotidianità, i loro studi, continuano a farlo, il lavoro, con delle fatiche, dei sacrifici che davvero a volte sembrano quasi impossibili, o comunque a livello anche di voglia sembrano molto difficili da sostenere. Ti faccio una domanda così secca, sempre riferito al fatto che sei il leader di questa squadra. Quando per la prima volta a dicembre è comparso in spogliatoio mister Fabio Toffolo, il nuovo mister, qual è stato il tuo primo pensiero, al di là del fatto minchia che manzo, atomico, qual è stato il tuo secondo pensiero, dai, dopo il primo? A parte che Siamo in fascia protetta, te lo dico A parte ancora, che lo comunque. conoscevano tutti tranne me, a quanto pare gliel'ho anche detto, nel senso che a me Toffolo, Chi cacchio è, insomma? Ecco. sì, mi sono scusata anche perché chiaramente con tutta la sua esperienza non... Gli stai dando del vecchio così, non so come Sì. dirtelo, ma con il suo savoir-faire. No, chiaramente appena arrivato
mi sono informata subito, devo dire la verità, da chi già lo conosceva, per avere un po' di informazioni, perlomeno sul carattere della persona. Non mi interessavano le idee calcistiche, quello le conosci negli allenamenti e nelle partite. L'hai stalkerato su Facebook? Non a Facebook. Perfetto, era domanda tra bocchetto, era tutto previsto. Sì. Vai pure. E quindi niente, mi sono un po' informata su che persona era, perché era giusto un po' conoscerlo, visto che mi reputo anche la persona che deve fare un attimo da tramite, ma non mi sono posta grosse pare mentali, perché se la società aveva scelto questa persona probabilmente era la più indicata in quel momento, e col passare del tempo si è solo confermato il mio pensiero, cioè che è una persona molto molto valida come mister, come idee, potrebbe fare un po' meglio. Addirittura cos'è il golpe? No, Facciamo vabbè. un golpe in diretta, dai. No, gli ho sempre Come detto in che Turchia. potrebbe provarmi anche un po' più avanti, ma mi metterà in panchina, quindi siamo Sì, sempre più avanti. Sono cose che è bello che sappiano tutti in diretta, poi le risolvete Ma ok, sì, no, tramite lo legali. vabbè. dico in diretta proprio perché ho un rapporto col mister che è proprio una roba grande, e devo dire la verità che non mi aspettavo che in così poco tempo riuscisse a creare un legame intenso con spogliatoio e con il gruppo intero, quindi mi è piaciuto molto il suo approdo. Perfetto, giustamente da capitano a comandante approdo, c'è sempre qualcosa di nautico nel mentre. Ringraziamo anche, salutiamo le ragazze che non sono potute intervenire questa sera, quindi a partire da Giulia Reginato, ovviamente il portierone, Elena Virgili, Maya Caon, il secondo portiere Valentina Dal Pozzolo, e le altre appunto le abbiamo qua, poi ripeto, quelle che sono sui reparti un po' difensori centrocampisti, magari ecco in questo caso le abbiamo messe tra i centrocampisti. Un grande applauso ancora per le nostre 3 protagoniste di questa sera. Noi continuiamo a conoscere quelle che sono le giocatrici di quest'anno, abbiamo cominciato con la difesa, ora è il turno del reparto di centrocampo. Scusami, non abbiamo visto la clip della difesa, ok, sorry. Allora cominciamo con la clip della difesa. One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, I look like all you need. Let me take the night, I love real easy, and I know that you still wanna see me. On the Sunday morning music real loud, let me love you while the moon is still out. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, I look like all you need. I just wanna feel your skin on mine, feel your eyes do the exploring, passion in the message when you smile, take my time, something in you lit up heaven in me, the feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, I look like all you need. See wonderland in your eyes, might need your company tonight.
E questi erano i protagonisti, le protagoniste della difesa. Ovviamente mano a mano che vi facciamo conoscere questa sera poi rivedrete le loro gesta, il meglio delle loro azioni in questa stagione sportiva 2017-2018. Intanto saluto perché è appena arrivata l'assessore Barbara Denardi, più tardi parleremo anche con lei ovviamente a nome del comune di Vittorio Veneto. Davanti a me abbiamo un'altra sceltissima rappresentanza di squadra, in questo caso appunto di centrocampiste. Abbiamo la numero 10 Valentina Foltran, la numero 22 Laura Tommasella e la numero 28 Karin Mantoani. Con loro ci avviciniamo un po' di più alla zona gol, perché partiamo tra l'altro da Valentina, che oltre ad avere un numero che storicamente è molto importante, nel suo caso è prima di tutto il giorno di nascita, quest'anno ha significato anche parecchi gol, giusto? Il più bello secondo te di questa stagione, di quelli che hai messo a segno? Sì, quest'anno ho fatto 4 gol, il più bello credo sia stato quello contro Riccione, più che altro per l'importanza che ha avuto. Era una partita difficile, su un campo pieno d'acqua, difficile, è stato l'1-0, siamo riusciti a sbloccare la partita e a portare a casa i 3 punti. Ecco, un'annata di emozioni intense anche per te, quindi sicuramente tanti ricordi. Intanto precisiamo, non andiamo nel dettaglio, ma che non ti sei fatta male in campo in questo caso, quindi ovviamente è qui con noi questa sera, anzi ti ringraziamo a maggior ragione per essere con noi questa sera. So che non volevi ti facessi nessun'altra domanda, però io te la faccio lo stesso perché purtroppo sono bastardo e cinico di natura, e quindi il numero 10 effettivamente per te ha qualche altra valenza oltre al numero di maglia? Cioè, ci pensi mai a questo numero 10 o lo vivi con grande naturalezza? No, lo vivo in tranquillità e comunque rappresenta la data di nascita e basta, cioè sono serena. Perfetto, molto chiara, precisa, concisa, nello stile proprio di Valentina Foltran. Grazie Vale, intanto. Allora, io adesso qua devo sempre muovermi un pochino così sulle uova, perché poi quando si parla di Laura Tommasella in arte Tomma, peraltro credo che non la chiami più Laura neanche, non so, gli amici più stretti, i parenti, i cugini, eccetera, si va sempre, però io lo devo dire perché è un dato, sei la senatrice della squadra, ti piace senatrice? No. Sei la deputata della squadra, così rientri nella Camera quella un po' più giovane, va bene? Ok. Ecco, allora per te questa seconda annata a Vittorio Veneto, che poi in realtà era un ritorno, ricordiamo ancora, rispetto a quelle che sono le tue origini, ecco, cosa ha significato per te, quali stimoli ancora ti regala dopo così tanti anni? Diciamo che è stata una stagione importante, come la prima, di ritorno dopo alcuni anni fuori da Vittorio. E purtroppo in queste 2 annate non siamo riuscite a raggiungere l'obiettivo principale che ci eravamo preposti a inizio stagione, però comunque sotto molti aspetti sono state stagioni ricche di soddisfazioni ed emozioni, insomma, sia di squadra che anche per me stessa. Cioè, gli stimoli si trovano perché il mio stimolo principale era riuscire a vincere finalmente un campionato. Vabbè, ma non metterla così È subito, vero. cioè un paletto di Frassino Sì. subito e ce lo conficchiamo nel cuore, no dai. Era quello per cui era lo stimolo principale per cui avevo deciso di continuare a giocare, di fare un'altra stagione, nonostante sì, ne avessi già fatte molte, diciamo. Te lo stai dicendo tu, Sì. Io ho solo detto dopo molti Infatti. anni, non ho detto quante stagioni o... Quindi sì, lo stimolo era quello, però alla fine la soddisfazione di quello che abbiamo realizzato durante l'anno e tutto quello che abbiamo fatto insieme è stata comunque molto appagante. Ricordiamo tra l'altro che tu sei stata, possiamo dire, la beniamina di tutti i mister di questi 3 anni, di 2 anni a Vittorio Veneto, perché sei una delle più presenti, hai sempre avuto tantissime occasioni, tantissime partite in cui hai giocato da titolare, quindi per te quanto è importante sentire tutta questa fiducia da parte dei tuoi tecnici che si sono sempre affidati a te? Sì, è importante, probabilmente dipende anche dal ruolo in campo, perché comunque è un ruolo di, diciamo, gestione, più che altro, più che di corsa, più di gestione, di dettare i tempi, di gestire un attimo i movimenti generali della squadra. Quindi magari penso che per questo, più per l'esperienza che ho avuto e per insomma tutti gli anni che ho giocato, probabilmente il mister vedeva in me una pedina, insomma, importante per effettuare, insomma, questo compito e per la gestione in generale della squadra in campo, in se stessa.
Ecco, domanda easy going, come si dice, cioè molto molto facile. E tu hai 2 punti di riferimento, possiamo dire 2 giocatori ai quali ti sei sempre un po' ispirata, giusto? Che sono Andrea Pirlo e Andrés Iniesta. Sì. Ecco, no, se vuoi sì. dire anche No, il perché, sì. così se... Sì, no, comunque sì, per la posizione in campo, per il modo di giocare, per il modo di gestire la palla, per il modo di dettare i tempi alla squadra, tutto quello che insomma ammiro in questi 2 giocatori. Ecco, io giuro che non dirò che Andrea Pirlo ha smesso e che Andrés Iniesta sta andando in Giappone a prendere un sacco di soldi. Basta, finiamo qui, passiamo direttamente a Karin Mantoani. Allora, anche con te cominciamo una domanda facile. Cimut le bighe? Calde, Niente, ma si frotte. autocensura, era per rompere il ghiaccio, era per venirti incontro. A proposito di personaggi, di giocatrici che fanno ruoli di fatica, ecco tu, l'abbiamo detto tutti gli anni praticamente, è un leitmotiv ma fa parte un po' della tua conformazione tattica, sei stata schierata in tutte le posizioni possibili in questi anni, quindi in difesa, centrocampo, in attacco, sempre tanto sudore e tanta duttilità. Sì, diciamo che quando ero arrivata a Vittorio inizialmente ero esterno e quindi coprivo un ruolo un attimino più avanti rispetto a quello che diciamo sono adesso e cerco di dare il massimo nei ruoli in cui mi vengono dati dal mister, cerco di fare insomma il meglio. Ecco, tra l'altro tu possiamo dire che condividi un po' il ruolo di party maker della squadra, di organizzatrice di feste insieme a Michela Tonon. È una corona che senti un po' divisa a metà? No, quella la lascio a Michela Tonon. Però, no, di la verità, tu sei il reparto friulano che ovviamente ha molto da insegnare anche in termini etilici, ovviamente salutiamo tutti i telespettatori friulani, è in senso positivo, ci mancherebbe altro in questo caso, e per te è stata la terza annata ormai perché tu sei arrivata in Serie A e quindi possiamo dire sei l'ennesima riprova di un rapporto che poi diventa così intenso col resto del gruppo, calcolando che tu ovviamente sei una di quelle che viene da più lontano, reparto friulane, udinesi, insieme ovviamente alle padovane. Sì, diciamo che a Vittorio mi sono sempre comunque trovata bene, ho trovato, come anche si diceva prima, una famiglia e quindi onorare questa maglia per me è molto, molto importante e insomma mi trovo molto bene. Numero 28 perché? Il numero 28 l'ho scelto non per qualcosa in particolare, ma perché me lo sentivo e anche con una mia amica ho deciso di portare questo numero qua ed è una cosa un po' personale. Tra l'altro ricordiamo che a livello di numeri, insomma, tu condividi anche una data di nascita molto importante perché sei nata il 9 novembre come un certo Alessandro Del Piero. Ecco, giusto per dirne una. Non far finta di non saperlo perché è una cosa che ti riesce male. Allora ringraziamo ancora le nostre protagoniste del centrocampo, Valentina Foltran, Laura Tomasella, Karin Mantoani. E salutiamo ovviamente tutte le altre perché ad esempio Ilaria Mella, Francesca Zanella, Giulia Sogaro, Giada Dal Coll, Vanessa Stefanello, Angela Pistis e Carlotta Modolo. Queste sono tutte le protagoniste del centrocampo. E infatti andiamo a vedere tutto il reparto di centrocampo al completo con le migliori giocate di quest'annata. Baby, let's go, drive me away. Get your body back to the rock of the fray. Over the west coast, fly me away. I'm not a rhinestone cowboy today. Tripping a jungle, passing away. And a little drop can't save the taste. Losing your ring, beat in the face. Everybody else get out of my way.
Continua il nostro viaggio all'interno delle protagoniste della prima squadra, delle Tose del Permac Vittorio Veneto. Abbiamo visto il reparto di centrocampo, ora passiamo all'attacco, dove in realtà se fossimo in un modulo calcistico giocheremmo a una punta, quindi con comunque un grande numero 9, e a farle compagnia abbiamo messo comunque un centrocampista che può giocare anche ala, credo, perché Alice penso possa farlo. Comunque le salutiamo intanto col numero 7 Alice De Val e col numero 9 Natascia Piai. In compagnia poi dell'assessore Barbara Denardi, con cui parleremo tra poco ovviamente per sentire quelle che sono anche le parole e il saluto del comune di Vittorio Veneto. Allora Alice, in qualche modo ripartire da te non è solo una metafora, perché dopo quest'annata a maggior ragione mi viene in mente una parola, un aggettivo che è, anzi due aggettivi, anzi uno è un aggettivo e uno è un termine semplice: coraggio e voglia comunque. Sì, è questo che bisogna avere, perché comunque dopo 2 anni che non gioco, coraggio, voglia sono la prima cosa per incominciare. Ecco, come sei stata anche assistita, curata quest'anno dalla società, perché ovviamente c'è stato appunto questo bruttissimo infortunio, una ricaduta possiamo definirla a Riccione. La società ovviamente aveva deciso di sceglierti perché sei un patrimonio molto importante con grandissima esperienza, quindi come ti sei sentita in questo abbraccio da parte di tutto il Permac Vittorio Veneto? Vabbè, una cosa posso dire è che è stato più difficile il primo infortunio, dove avevo quasi deciso di smettere di giocare, che realmente il secondo infortunio, perché l'abbiamo già detto prima, ma lo sottolineo io adesso, che qua è veramente una famiglia, un gruppo unito. E sono sincera se dico che l'infortunio mio, per quanto riguarda me, è passato in secondo piano, perché ho sempre seguito le mie compagne di squadra e mi hanno sempre fatto sentire parte della partita pur non potendola giocare, e per quanto riguarda la società e lo staff medico mi hanno seguito veramente alla grande, e anche colgo l'occasione per ringraziarli. Ecco, continuando un po' il nostro viaggio all'interno del vocabolario, ora invece c'è un verbo all'infinito, cioè ripartire, e quindi da dove personalmente ripartirei la prossima stagione? Riparto da dove ho lasciato, semplicemente spero di poterlo fare una volta per tutte, e ho voglia di far parte di questo gruppo non solo fuori ma anche in campo, di aiutare le mie compagne, e spero quest'anno di poterlo fare nel migliore dei modi. Assolutamente, questo è l'auspicio di tutti, perché tutti ovviamente vogliamo rivedere Alice De Val quanto prima in campo, e se lo merita. Se lo merita davvero. Passiamo alla Bomber, a cui tra l'altro io devo ancora chiedere scusa per quella piccola magagna durante il saluto a tutte le giocatrici allo stadio, perché avevo anche una lista davanti, purtroppo avevo più nomi che diottrie in quel momento, e quindi sono passato da Francesca Zanella con l'8 a Valentina Foltranco il 10, quindi io posso solo cercare di trattarla bene quanto mai in questo momento. Allora, partiamo dai dati, dalle cifre nude e crude. Numero di gol fatti, dillo pure tu. 23. Numero di assist, lo sai? No. Te lo dico io, 15. Quindi su 67 gol mi sembra che sei entrata quasi, anzi oltre il 50% delle reti fatte in questa stagione. Quindi Bene, è il mio dovere. è il tuo dovere, ma insomma diciamo che anche tu, parlavamo di utilità, tu addirittura hai sorpreso tutti in una partita in cui c'era una piccola emergenza difensiva, mi viene in mente Castelvecchio, addirittura hai giocato da difensore centrale. Sì, purtroppo quella partita avevamo un po' di mancanze e sono tornata a fare quel ruolo in cui avevo iniziato, quindi ho iniziato la mia carriera da difensore e siccome c'era bisogno mi sono messa a disposizione del mister. Il mister mi aveva già visto giocare comunque in quel ruolo, perché anche a Pordenone c'era stato bisogno, e quindi l'ho fatto volentieri. Tra l'altro, esatto, ricordiamo che appunto tu eri già stata allenata da mister Fabio Toffolo, come peraltro anche Alice. Mi pare che il vostro rapporto fuori da campo col mister sfociasse anche in scherzi, in cose un po' strane, insomma non c'è posta per c'è te. anche Toma nel... È vero, c'è anche Tomma. Nel trionfo. Nella triade magica dei tempi di Pordenone. Allora, dopo queste cifre qua, dopo un'annata del genere, a livello personale, come si può migliorare o addirittura trovare comunque gli stimoli per fare ancora meglio? Perché, ripetiamo, sono cifre direi quasi clamorose le tue. Sei stata vice capocannoniere quest'anno appunto in Serie B, solo l'ultima giornata c'è stato il sorpasso in vetta da parte appunto di Alice Martani. Comunque rimani una top player della categoria. Sì, intanto è stata una bellissima sfida, soprattutto nella seconda metà della stagione, quando vedevi effettivamente di poter essere tra le prime, e è stato bello perché penso che sia stato anche il primo anno che ho lottato per la classifica capocannoniere.
e per questo posso solo ringraziare la squadra, perché comunque se noi attaccanti riusciamo a segnare è grazie all'apporto di tutta la squadra. Gli stimoli si trovano sempre, cioè l'obiettivo è sempre quello di migliorarsi stagione dopo stagione, e quindi si parte sempre da un punto dove siamo arrivati a fine stagione e si prova sempre a far meglio, quindi a migliorare sempre il risultato. Il gol più bello dei tuoi 23, allora forse io ce l'ho facile, però voglio che lo dica tu, dai. Quello regolare? No. Allora, intanto diciamo che per tutta la stagione hai provato a fare il gol in semirovesciata e l'avevi anche fatto effettivamente contro il Pordenone, ma ti è stato annullato, direi che non c'era nulla, giusto? Confermi? Bisogna chiedere a Karin, ma Karin? io non ho visto nulla su quel fallo di Karin. Finalmente c'ero riuscita, più che altro perché così potevo finalmente dire di aver fatto sto gol in rovesciata dopo averci provato una vita. Però non è andata dentro, quindi alla fine il gol più bello rimane quello contro il Castelvecchio in casa. Ecco, come si inventano gol così? Come si creano? Perché poi sono gol unici, ma bisogna avere il coraggio anche di provarli. Fortuna. Fortuna e bravura. Nel senso che se lo provavo la domenica dopo tornava la Margherita che mi aveva passato la palla. Quindi lo provi, ti può andare bene o ti può andare malissimo, per fortuna è andata bene. Insomma, è un po' come quando provo le rovesciate, a volte liscio la palla, a volte la prendo, e ho il coraggio di provarlo perché mi piace farlo, e per fortuna una volta è andata, insomma, dai. Quindi istinto e fortuna, dai, possiamo dirlo, oltre che ovviamente grandissime doti tecniche. Grazie anche a Natascia, alla bomber col numero 9 che, ripetiamo, ha fatto un'annata pazzesca. Invece con l'assessore Barbara Denardi ovviamente ci rapportiamo e salutiamo il comune di Vittorio Veneto in questa annata che io penso, non so come tu, posso darti del tuo ovviamente, sì, possa avere una vita in questa annata, perché ovviamente il 2018 di Vittorio Veneto è l'anno di Vittorio Veneto. Sì, diciamo che credo sia tutta la città coinvolta e ampiamente impegnata in questi giorni. Insomma, la Tenda TV credo abbia fatto il record non solo di telespettatori, ma anche di ore non dormite in questo periodo. Il capo annuisce, quindi anche dal basso della sua occhiaia. Sappiamo che ha dormito pochissimo, soprattutto a causa degli orari imposti dalla questura per spostare i furgoni. Ecco. Adesso non mi inimicherei la questura, che voglio dire, no. È abbastanza importante. Ecco. Salutiamoli ovviamente caramente. Per quanto riguarda invece il rapporto tra l'amministrazione comunale e il calcio femminile Permac Vittorio Veneto, non dimentichiamo che quest'anno è stato organizzato per il terzo anno di fila anche il torneo Rosa di Maggio. Quindi diciamo che c'è un rapporto, direi, ai massimi livelli con una grande realtà sportiva, una grandissima realtà sportiva di questa città. Direi un bellissimo rapporto. Adesso sembrerà piaggeria perché sono qui, però effettivamente per noi quando ci capita di essere presenti a qualche evento, purtroppo con tutti gli impegni non è facile esserci, tante volte a malincuore dobbiamo saltare qualche appuntamento. Quando abbiamo l'occasione di essere presenti a qualche iniziativa deletosa è sempre sentirsi in famiglia. Io lo dico con molta sincerità e con molta onestà. È un bellissimo ambiente anche per una come me che notoriamente di calcio capisce quasi zero, al punto che il sindaco ogni tanto, per prendermi in giro, quando capita che vediamo partite di calcio insieme, inizia dicendomi: sì, giocano in 11 contro 11, ricordati. La palla è quella cosa sì, che rotola, le parte linee sul campo non dalle sono... basi. Okay. Anche per una persona che appunto come me ha dal punto di vista tecnico conoscenze rasoterra riguardo al calcio, l'esperienza è sempre bellissima, anche perché non è semplicemente una squadra di calcio, ma è un ambiente che vedo supporta il mondo femminile a 360 gradi. Anche nel torneo Rosa di Maggio dell'anno scorso l'abbiamo visto l'impegno contro la violenza sulle donne, e comunque l'impegno anche dal punto di vista della formazione culturale delle ragazze è un'esperienza bellissima. Assolutamente, anche perché ricordiamo che una delle missioni della società è coniugare, per chi ovviamente frequenta ancora la scuola o anche per chi ha impegni universitari, coniugare comunque lo studio alla passione, perché ovviamente la seconda non può prevalere sulla prima, bisogna trovare il giusto equilibrio tra i poteri e tra ovviamente dovere e piacere. Grazie anche all'assessore Barbara Denardi, grazie a Natascia Piai e grazie ad Alice De Val.
Ovviamente salutiamo anche Margherita Zanon, Adriana De Martin, Gaia Maria Sovilla, Giovanna Coghetto e Greta Ponte, che compongono la rosa di attaccanti, ed è il momento di rivedere tanti dei gol che abbiamo visto prima, perché ora ci guardiamo le giocate più spettacolari delle nostre top player. She said she too young, don't want no man, so she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin' down on Collins South Beach. Yeah. Look like Kelly rollin', this might be my destiny. Yeah. She want me to eat it, I guess dinner's on me. I got you. Know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand. She just want this money in my hand. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man, so she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man, so she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me back. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah, yeah. Finger to the world, let's fuck you, baby. I've been slaving, done the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo-yo. Living life on fast forward, but we fucking slow-mo, yeah, yeah. She said she too young, don't want no man, so she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man, so she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Yo, bitch wanna kick it, Jackie Chan. I can't wait for the show. Got that good, yeah, I know. You should not be alone. All this drink got me going. Car got me right, and I feel so alive. She don't wanna think, she don't wanna be no wife. She just wanna stay out late, she just wanna sniff the white. Can't tell her nothing, no, can't tell her nothing, no. She said she too young, don't want no man, so she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. E queste erano le protagoniste dell'attacco. Abbiamo rivisto quasi tutti i gol, tantissimi ovviamente vengono dagli attaccanti, abbiamo visto gran parte delle reti di Natascia Piai, non solo, anche quelle ovviamente di Margherita Zanon, Adriana De Martin, Giovanna Coghetto e Greta Ponte. Allora, io sono qui in ottima compagnia, per quanto si possa dire di due uomini in questo caso, però ovviamente sono due pezzi più che grossi, enormi, non parlo di stazza, non vi preoccupate, il direttore generale Giovanni Bolzan e Sergio Fattorel che ovviamente rappresenta questa grande società. Questa sera non c'è la presidente Patrizia Ferro, quindi ti chiedo però due parole anche in sua vece, e anche perché ovviamente sei colui che ha visto nascere questa società, l'ha coltivata e continua a custodirlo con davvero come un gioiello prezioso. Porto i saluti di mia mamma perché purtroppo sta male, è a casa, e voleva soprattutto ringraziare tutti quanti tutti quelli che fanno parte della società, tutte le calciatrici dalla prima squadra alle piccole,
Voleva ringraziare la Tenda TV, il pubblico e tutti quelli che durante l'anno si danno da fare per mantenere viva questa società che purtroppo sì, si fa tanta fatica, e soprattutto il sponsor principale che è Bepi Permac e la Rosario. Grazie a tutti. Assolutamente, ricordiamo poi il legame che avete proprio familiare col Permac, anche questo sempre per allargare il concetto di famiglia. Invece qui col buon Joe, ormai possiamo anche fare, come direbbe Caressa, quello bravo, il senza giacca, anche perché tu non l'hai mai avuta questa sera, ma è un altro discorso. È un momento molto importante perché come ogni anno viene scelta quella che è colei che verrà premiata appunto col premio della Mafalda d'Oro, la giocatrice dell'anno, ecco, possiamo dire, anche se tutte meriterebbero. Esatto, sì, più che importante è simpatico, abbiamo istituito questa iniziativa, questa mi sembra sia il 4º anno, è una cosa simpatica che comunque ha un effetto, perché il ricordo di vincere un premio così penso che poi resterà nella vita. È un premio che, come dicevi te giustamente, si meritano in tanti. Quest'anno è stato l'ennesimo anno che ce lo sono giocati fino all'ultimo in diverse. Un premio che goliardicamente con lo staff e col mister ad ogni partita diamo dei voti, e la somma dei voti porta alla vincitrice finale che tra virgolette è stata un po' meglio di tutte le altre. Che si è distinta, dai, ecco, diciamo. Allora, è il momento della premiazione. Abbiamo Sergio che ha la busta, come il classico dei notari. Aspetta con grande calma, con grande tatto. Annunciamo quella che è la vincitrice della Mafalda d'Oro 2018. Facciamo vedere il nome. The winner is Francesca Daros, il capitano. Venghi. Premio che ovviamente viene consegnato da Sergio Fattorel. Allora, io avevo promesso che non ti facevo più parlare, però come si fa a non farlo dopo questo riconoscimento ulteriore da parte della tua società? Non so. No, veramente no. Ti aiuto a formare una frase di senso compiuto. Di un sì, dai, è più bello dire sì. No, intanto grazie sicuramente, non me l'aspettavo, sono sincera. Lo guardo un attimo. Sì, ecco, no, perché effettivamente lo abbiamo anche visto inquadrato, però è sempre bello. È un ulteriore anche ricordo di quello che rimane l'avventura della tua vita. Sto continuando a usare l'aggettivo possessivo tua perché è una cosa anche tua. Sì, sicuramente non è facile ogni anno esserci, perché subentrano impegni importanti. Adesso mi sono messa su una strada un po' complicata, però sì, penso che sia questa anche la sede giusta per dire che insomma io, compatibilmente con i miei impegni, ci sarò anche l'anno prossimo. Applauso. Ripeto, sottolineo compatibilmente con i miei impegni, ma ho già parlato in separata sede perché penso sia normale che a una certa età. Vabbè, allora io adesso dopo devo richiamare gente che ho intervistato prima, voglio dire, non farmi fare figure. Non esistono certe età. Chiaro che insomma ogni stagione vuol dire continuare a fare sacrifici. Sì, ma al di là della Laura Tomasella, che è vecchia in età e è vecchia calcisticamente, io magari sono vecchia calcisticamente. Perfetto, tu hai un'auto con cui sei venuta qui che probabilmente non sarà la stessa con cui tornerai a casa, io te lo voglio dire. Joe? No, c'è un ulteriore ricordo, così abbiamo iniziato l'anno scorso con un pensiero particolare con la Tomma, e volevamo lasciarne un altro anche alla vincitrice di quest'anno, con le nostre amicizie in società amiche, e quindi un giocatore
che ci segue da vicino ha voluto, con le manine del magazziniere suo, fare un regalo particolare alla Fra. Allora lo vediamo, io ti reggo il microfono per estrarre il secondo premio di serata, che è una maglia dell'Atalanta eccolo qua, col numero 21, è proprio lei. E c'è anche la dedica. C'è scritto: grande capitano, complimenti, Filippo Melegoni 23. Che è, ricordiamo, uno dei prospetti più promettenti del calcio in Italia. Questa è la maglia bellissima. Capitano della nazionale Under 19, che fra una quindicina di giorni si gioca agli europei in Finlandia. Ecco, quindi davvero arriva direttamente da Bergamo con la benedizione di un grandissimo giocatore, la maglia ufficiale originale dell'Atalanta. Grazie davvero di cuore e regalo molto apprezzato. Quindi con questo... Le foto anche. Le foto di chi? Di Melegoni o della maglia? Melegoni con la maglia. Delle Melegoni con la maglia, ecco. Perfetto, quindi... Vabbè, separata se, dopo parlate le cose vostre così. Dopo cena, questa è la maglia dell'Atalanta, questo è il premio Faldo d'Oro. Ancora un grande applauso e abbraccio per Francesca Daros, vincitrice di quest'anno. Noi tra pochissimo parleremo anche di settore giovanile, perché ovviamente il Permac Vittorio Veneto non si limita alla prima squadra che tanto bene sta facendo, ma ha un ottimo settore giovanile. E proprio per riassumere la stagione del settore giovanile guardiamo una clip di fine stagione con le parole di alcune delle protagoniste. Siamo con Arianna Fattorella al termine di Vittorio Veneto Udinese, è finito il campionato primavera oggi, un bilancio generale sull'annata calcistica del Vittorio Veneto. Beh, ci sono state partite in cui c'era squadra, c'era spirito sportivo, altre in cui magari non siamo entrate subito con lo spirito giusto e si è visto da alcuni risultati, però un sommario bene, abbastanza bene, sì. E invece il tuo campionato, Arianna? Personalmente spero di aver fatto bene e di continuare così. Merito anche dei compagni, ovviamente. Certo, ovvio. Sicuramente è la squadra che va avanti. È il secondo anno tuo nell'Under, se non sbaglio, giusto? E ci sarà spazio anche sicuramente nella prossima stagione. Certamente io continuerò con questa squadra. Allora, siamo con Vera Tomasella, un bilancio anche per te, Vera, sulla stagione. Sì, sono contenta di questa stagione, mi sento migliorata, sono contenta della mia squadra e anche se è terminata con un pareggio poteva andare meglio, comunque sono soddisfatta. E anche dell'esordio a Brixen e del mio primo gol. Mister Fattorell ti ha anche spostato di ruolo quest'anno, sei passata da centrale difensivo a centrale di centrocampo. Sì, è stato un cambiamento per me dopo 7 anni di gioco e diciamo che mi trovo meglio e anche con le mie compagne, con Giada ad esempio. E ringrazio nuovamente tutte le mie compagne che mi hanno aiutato comunque ad ambientarmi in quel ruolo, ecco. Allora, mister Matteo Fattorell, un bilancio anche per te sulla prima stagione nella panchina dell'Under, un bilancio stagionale sicuramente sulle ragazze e come si potrà migliorare sicuramente per la prossima stagione. Beh, il bilancio direi più che positivo perché all'inizio sicuramente non mi aspettavo tutto questo miglioramento e personalmente le vedo migliorate tantissimo le ragazze. Purtroppo oggi è terminata con pareggio, però va bene così. Mercoledì abbiamo fatto una grossissima prestazione in casa contro il Padova, la capolista, abbiamo perso solo a qualche minuto dalla fine, ma comunque sì, si nota che le ragazze sono migliorate tanto veramente, anche quelle che magari negli anni scorsi giocavano poco. Ho cercato di dare fiducia a loro, ho cercato di lavorare giorno per giorno creando prima di tutto un gruppo e poi migliorandole calcisticamente e direi che è stato fatto un buon lavoro. A turno più o meno sono andate quasi tutte in prima squadra, quindi bisogna anche elogiare questa promozione, diciamo così. Sì, certo, oltre a Modolo, Dal Col, Mella, Sovilla, che comunque
anche già lo scorso anno era nel giro della prima squadra, c'è stato l'esordio di Tomasella, c'è stata la panchina e l'esordio di Daros, la panchina di Fattorella Arianna, quindi insomma 3 ragazze nel giro della prima squadra così in un anno non è da tutti, e quindi vuol dire che il lavoro è stato fatto e cercheremo di proseguire al meglio. E anche Trevisol. Sì, e Trevisol che comunque si è allenata a inizio anno in prima squadra e ogni tanto viene chiamata in causa magari nelle amichevoli, quindi sì, anche Trevisol. Mentre oggi è finito il campionato primavera, ci sarà sicuramente spazio ora per qualche torneo sicuramente. Sì, ora testa prima di tutto all'ultimo impegno ufficiale contro appunto l'Udinese in Coppa, che dovrebbe essere il 1° maggio, adesso vedremo quando farla, cercando di anticipare un po' le tempistiche, e poi stiamo vedendo il torneo Rosa di Maggio, o comunque c'è un campionatino che si potrebbe fare maggio-giugno, adesso quindi testa prima la Coppa per finire in bellezza e poi sicuramente i tornei. Poi le ragazze mi stanno già chiedendo per allenarsi anche a giugno-luglio, quindi sono orgoglioso di questo gruppo sicuramente. Ora siamo con Ilaria Brovedani. Ilaria, un bilancio stagionale sulla squadra e su questo campionato primavera? Beh, secondo me siamo cresciute tanto da inizio dell'anno, anche sia come squadra che come gioco, proprio stiamo giocando molto meglio rispetto anche all'anno scorso e sono contenta di questo campionato. In qualità di capitano della primavera, cosa ti senti di dire alle ragazze, ai tuoi compagni? Sempre forza, coraggio e sempre avanti. Ora ti aspetta, come parlavamo con mister Fattorel prima, una pausa piccolissima, poi ci sarà la Coppa contro l'Udinese ancora, mi diceva, e poi qualche torneo sicuramente per non abbassare il ritmo. Sì, continueremo a giocare fino a fine giugno. Tanti momenti positivi, ma magari anche tanti momenti negativi durante la stagione, dove magari qualche difficoltà è venuta fuori. Sì, ma neanche tante, alla fine si sono superate abbastanza in fretta, quindi è stato più che altro un percorso positivo, infine. Come avete accolto la novità di mister Matteo Fattorel? Molto bene, lo conoscevamo già un po' e comunque ci siamo trovati molto bene. Infine siamo con Cristiana Sanson. Diciamo che la stagione di Cristiana è stata un po' altalenante, come ce lo puoi spiegare, Cristiana? Sì, abbastanza altalenante, perché è più le volte che sono rotta, diciamo, che quelle che gioco, e ho giocato più partite dell'anno scorso, però sono stata ferma abbastanza volte. Diciamo che sei un po' l'assistente del mister. Sì, come è successo oggi, che purtroppo è stato mandato fuori dal campo e ho preso, tra virgolette, un po' il suo posto insieme alla Monia. Come giudichi in generale la stagione? Tutto sommato è andata bene, ci siamo perse qualche partita che potevamo vincerla, tipo quella di oggi che non era da pareggio, però tutto sommato bene. Mercoledì è andata molto bene, a parte il risultato. Mercoledì abbiamo giocato bene, purtroppo il risultato non è arrivato, però sì, ci siamo impegnate molto. Ecco, queste erano le parole della primavera. Abbiamo ascoltato alcune delle protagoniste del ricco settore giovanile, e ovviamente abbiamo qui una rappresentanza anche di quella che è appunto la cantera, a cominciare da Matteo Fattorel, che è il responsabile del settore giovanile nonché allenatore della primavera. Abbiamo detto dei 1000 sacrifici per portare avanti questa società che nasce da un sogno di 2 persone, tua mamma e tuo papà, l'indimenticato baffo. Si continua a lavorare sul territorio trovando tante ragazze e costruendo comunque questa bellissima realtà anche a livello giovanile. Sì, buonasera a tutti intanto. Sì, a livello territoriale e anche oltre, perché ci stiamo allargando abbastanza in questi ultimi anni e comunque continuiamo a crescere molto, sia a livello calcistico ma anche a livello numerico. Ricordiamo che appunto hai avuto un doppio ruolo quest'anno, perché oltre a occuparti di tutto il settore giovanile hai anche concentrato la tua attenzione tecnica sulla primavera, un'annata importante con, ricordiamo, tante giocatrici che poi già hanno bagnato l'esordio in prima squadra o si accingono a farlo.
Sì, in primavera è andata bene perché alla fine siamo arrivate quarte dietro ai colossi, comunque con un'annata insomma che dovevamo ripartire e sì, quindi è andata molto bene. E settore giovanile, che qui abbiamo 4 ragazze, abbiamo fatto molto bene perché comunque con le giovanissime siamo arrivate 9 se non sbaglio su 12 squadre e con le esordienti ci siamo tolte grosse soddisfazioni anche con le più piccoline. Senza dimenticare che per il terzo anno consecutivo avete anche prodotto l'enorme sforzo produttivo di Rosa di Maggio. Sì, abbiamo fatto le solite finali a Vittorio di Rosa di Maggio e anche lì è stata una grande giornata di festa anche con appunto le giovanissime siamo arrivate terze se non sbaglio, con la primavera siamo arrivate quarte e con le esordienti su 7 partecipanti siamo arrivate seste. Ecco, noi abbiamo... Sì, dimmi scusa. Sì, no, vorrei inoltre dire che con le giovanissime quest'anno in campionato abbiamo vinto anche la Coppa Disciplina. Ecco, che è un ulteriore riconoscimento molto importante che premia il lavoro che fate anche a livello educativo. Non dimentichiamo, certo. Perché c'è anche, anzi direi che a quest'età, soprattutto le più piccole, non bisogna limitarsi alla tecnica, alla tattica, ma anche all'educazione. Si educa attraverso lo sport. Sì, educazione e come abbiamo detto anche prima, ovviamente noi controlliamo anche l'andamento scolastico perché è in primis davanti al calcio, chiaramente. Ecco, presentami un po' la rappresentanza che abbiamo qui questa sera. Allora, Chiara Mema, De Martin Azzurra, Sara Furlan e Cavallin Eleonora. Perfetto, allora scegli tu 2 ragazze a cui fare una domanda, ecco. Chi scegliamo? Chiara Mema. Perfetto, che mi dicono sia una di quelle un pochino più così, protagonista in spogliatoio. Sei subito sulla falsariga delle varie Michela Tonon, delle varie Karin Mantoani, ecco, perché sei la più casinista, diciamo così, dello spogliatoio? Per far squadra abbiamo bisogno di energia, di un po' di movimento. Esatto. Brava, anche se si perde, vabbè, è andata, l'importanza è non posso neanche dire spritz perché sei un pochino precoce. Quello è meglio di no adesso. Diciamo che un domani, ecco, i terzi tempi si faranno più impegnativi, ecco. E quando hai cominciato a giocare a calcio? In seconda elementare, sì. E adesso invece sei? Terza media. Perfetto, il tuo ruolo? È un po' diverso, cioè ho cambiato, adesso verso la fine sono centrocampista. Verso la fine della partita o della tua carriera che deve ancora iniziare? Verso la fine, Tanto dal torneo di Rosa di Maggio, insomma. Dal torneo di Rosa, quindi una roba fresca, tipo 6 ore sei centrocampista. Perfetto. Chi altro facciamo parlare? Azzurra De Martin, mi dicono, qui dalla regia. Allora, tu cosa mi puoi dire di questa esperienza all'interno del Vittorio Veneto? Beh, io devo dire che ho iniziato a ottobre di quest'anno, quindi è proprio una nuova esperienza perché non ho mai avuto, diciamo, il coraggio di entrare in una squadra di calcio femminile e ho sempre optato per altri sport e quindi devo dire che mi è piaciuto, è stata una bellissima esperienza, anche a livello delle persone che ci sono, perché sono molto, molto brave e anche amichevoli. Anche amichevoli. E ricordiamo tra l'altro, tu mi hai detto che hai dovuto, no, hai provato tanti sport, ma hai dovuto convincere i tuoi genitori a farti fare calcio? No, a dire la verità sono stati loro che mi hanno spinto a scegliere il calcio. Quindi... Come mai? Perché mi è sempre piaciuto giocare a calcio. No, è interessante perché sai che di solito tanti genitori, al contrario, magari cercano di spostare le proprie figlie femmine a fare qualche sport considerato più femminile sulla carta. Invece mi piace che sia successo quasi il contrario in questo caso, assolutamente. Tu da quanto tempo giochi a calcio? Mi hai detto da ottobre, e il tuo ruolo? Centrocampista. Diciamo. Anche tu da poco, da qualche minuto? Oppure no. Diciamo... Poi non si sa è mai. stato il ruolo che ho svolto durante quest'anno. Sì, quest'anno. Perfetto, il ruolo dove comunque ti trovi magari anche più a tuo agio. Un applauso ancora per Matteo Fattorelli, la nostra rappresentanza. Grazie ragazze. Stiamo arrivando alla conclusione di questa puntata, tra poco vedremo anche ovviamente uno dei momenti, non so se più attesi, comunque quelli che sicuramente muovono un po' più a curiosità, ovvero il Mai Direttose. Prima però è il momento di salutare anche e ringraziare i miei compagni di avventura per questa stagione, quindi chiamo i ragazzi di Vivi Radio intanto, ovvero Federica Botteona, Angelica Marchesin e Alessandro Darcier.
Prima le signore. Però non posso far parlare Angelina perché ha detto che non vuole parlare, ma in realtà parla perché sei stata costretta a parlare. Quindi tu hai avuto tra l'altro questa doppia veste perché tu sei prima di tutto amica, tifosa, sei stata anche regista, quindi protagonista a tutto tondo di tutto quello che riguarda il mondo Permac. Beh sì, dunque io sono partita come tifosa prima di tutto e poi sono passata a regista con Vivi Radio e alla fine, spero amica insomma. Anche party maker anche tu, sì, possiamo party dirlo maker tranquillamente. sempre. No, vabbè, l'esperienza con Vivi Radio e la collaborazione col Permac è sempre una cosa che dà molte soddisfazioni e l'anno comunque è stato un anno lungo, come è stato detto più volte, impegnativo. Non l'ho seguito particolarmente come avete fatto magari tu e Fede, che vi siete fatte anche le trasferte, però essere sempre lì sul momento, pronti a offrire comunque un servizio importante per il pubblico che segue comunque da casa questa squadra è una soddisfazione grande per noi come Vivi Radio e mi auguro che anche tutti quanti quelli che hanno seguito le radiocronache siano rimasti insomma contenti e soddisfatti. Grazie Angelina, vedi che non volevi parlare, poi alla fine invece ti sei trovata, ricordiamo che tra poco si laurea, quindi avete Siete un motivo tutti in più. invitati alla festa. Sì, comunque. esatto, oltretutto ad attingere al suo risparmio, oltre che al suo cocktail, qualunque esso sia. Fede Barrachicchi, ciao. Ciao Paul. Allora, oggi hai pubblicato una grafica molto bella, tra l'altro, sulla pagina di Vivi Radio, perché riassume i numeri della nostra annata e direi che sono numeri notevoli davvero. Sì, sono tipo 1890 minuti di sproliloqui. Sì, più miei in realtà, nel senso... Anzi, quest'anno, giusto per chi non lo sa, ci siamo alternati in 3 speaker e 3 registi per darci questo turnover, perché comunque ci sono tante persone all'interno di Vivi Radio che ci tengono a fare le radiocronache e ad essere partecipi della famiglia rossoblù. Quindi siamo a fare le radiocronache io, Paolo e Ale, in regia ci sono alternati Angelina, Nicola e Filippo. Esatto, in arte fisi. Tra l'altro quest'anno non abbiamo video compromettenti che ci riguardano, mi sembra. Come no, di capire. è tutto su Facebook, sì. Perché quest'anno abbiamo offerto, oltre a www.viviradio.it, anche le dirette da Facebook, quindi se volete divertirvi ci sono delle esultanze che rappresentano il nostro attaccamento a questi colori e ovviamente all'amore per la radio. E che rasentano anche il trash in alcuni casi, lo devo dire. Ovviamente sì, però insomma, è una componente ci chiamano per fondamentale. questo, credo. Decisamente. Invece con Ale, ecco, a proposito di Facebook, mi è venuto in mente uno stato bellissimo che tu hai messo all'indomani, se non sbaglio, della partita, l'ultima in casa contro il Vicenza, dove ricordavi che di queste giocatrici, comunque di questi anni che continuano, perché ovviamente questa è stata un'altra stagione, un altro punto nella lunga storia del Vittorio Veneto che continua e continuerà, però dicevi che alcuni nomi rimangono e rimarranno sempre nella memoria degli sportivi vittoriesi. Sì, assolutamente. Intanto buonasera a tutti e anche rimarrà in tutti gli sportivi che a Vittorio sono venuti al Barison a vedere le partite l'idea di una squadra riconoscibile. Tra qualche anno, come dicevo, si ricorderà delle ragazze, si ricorderà dei vostri nomi, ci ricorderemo di questi 4 anni e anche di quelli che verranno, perché non è finita sicuramente qui. E soprattutto ci tenevo a dire una cosa. Non è vero che il calcio femminile è un qualcosa di diverso. Io che l'ho raccontato posso dirvi che in alcuni momenti era veramente piacevole raccontare le partite e il gioco fluiva talmente veloce e talmente bello che era proprio un piacere essere lì a vedervi giocare. Quindi complimenti ancora e scusate, io ho ancora negli occhi comunque il gol di Natasha Piai che ho commentato io, fatalità, e vi assicuro che è stato un momento veramente bello e di gioia profonda. Scusate la voce, stasera ha deciso di andarsene per gli affari suoi, ma tanto parla Paolo per tutti, quindi non c'è problema. Stasera in realtà meglio asciugare, grazie comunque ai miei preziosi compagni di avventura, un applauso a loro e a tutti noi di Vivi Radio, perché davvero quelli che prima di tutto sono amici e poi collaboratori, perché mi guardi così. Allora no, intanto rimanete pure qua perché io chiamerei anche Stefano /H/Modulo per guida ai campionati. Ciao Ste. Buonasera a tutti. Allora, un'altra stagione anche per te molto intensa, perché abbiamo parlato di un vero e proprio giro d'Italia raccontato attraverso immagini e parole dei protagonisti. Sì, un'altra stagione epica, possiamo dire così, conclusa con le ultime 3 giornate dove non c'ero, ma comunque degnamente sostituito da te e da Davide Parpinello. È stata una stagione bellissima a parte la classifica, ma andiamo avanti, come si dice,
si va avanti per la prossima stagione sicuramente, e sarà sicuramente bellissima anche questa che verrà. Devo dire una cosa, Guida ai Campionati cambia nome quest'anno, come avete già visto o avete intravisto, si chiamerà Calcio Vittorio Veneto o Vittorio Veneto Calcio, che mi sembra il giusto finale per onorare proprio il Vittorio Veneto in tutta la sua forma. E quindi mi è sembrato giusto proprio cambiare nome. Esatto, ricordiamo tra l'altro che avete seguito anche tutte le partite per quanto riguarda anche la squadra maschile. Esatto, e a proposito lancio un appello: se magari qualche ragazzo ha voglia di registrare le partite del maschile, ben venga, insomma. Ok, perfetto, sì, perché ovviamente è sempre un qualcosa che ovviamente contempla il volontariato, contempla comunque la grande passione che tutte queste persone che vedete qui, come tutti ovviamente i protagonisti, sia all'interno sia attorno al Permac Vittorio Veneto, hanno nel cuore, ovvero una grandissima passione. Io non so se anche Federico vuole venire qui a dire 2 parole in nome della Tenda TV, allora lo lasciamo smicrofonarsi, anzi levarsi gli arnesi della regia. Invece Davide Parpinello, io farei un applauso anche per lui, come per Francesca, ma anche lui è stato preziosissimo nella squadra Permac di quest'anno, fondamentale con le sue grafiche bellissime, ha fatto in questo caso la sua porca figura assolutamente con le grafiche di quest'anno. Allora Federico, siamo di nuovo qua. Perdonate la versione casual, ma non mi ero dimenticato di... Guarda, io sono più smanicato del solito, grazie a Dio quest'anno si può fare. Terzo anno della partnership tra la Tenda TV e il Permac. Ci siamo emozionati anche quest'anno. Devo dire che noi in quest'anno abbiamo seguito, grazie alle immagini vostre e al tuo commento Paolo, di settimana in settimana tutti gli highlights delle partite, tutte le interviste. Questa è stata un po' la novità di quest'anno, quindi il lavoro grosso l'avete fatto voi, noi abbiamo semplicemente messo a disposizione il mezzo per far arrivare le immagini, le interviste che già sono a disposizione sul web dopo poche ore, insomma, dalle partite. Noi le abbiamo messe a disposizione nella serata del lunedì, quindi tutti i telespettatori vittoriesi hanno potuto seguirle. E che dire, abbiamo visto i gol, abbiamo visto tutto. Mi unisco ai complimenti ovviamente alla famiglia del Permac, perché è stato ripetuto più volte, è una grande famiglia. Oltre a questo è arrivato il messaggio di nonna Luisa, che credo che sia perché sì, ogni anno arriva, giusto? Lei c'è un legame di parentela col capitano, credo, quindi direi ogni anno ci arriva il messaggio e quindi tutto bene, ecco. Assolutamente, abbiamo lo zoccolo duro di fan. Ci seguono, quindi siamo in onda e tutto perfetto. Decisamente. Complimenti, io vado, anche perché si sta spegnendo una cosa. Quindi... Perfetto. Allora corre verso la postazione di emergenza con passo felino il nostro Federico. Allora, mentre intanto ovviamente siamo sempre in diretta, ricordiamo, qui sulla Tenda TV, io faccio un momento che non era previsto, ma fidatevi, quindi ascoltate i miei, tra virgolette, comandi e non opponete resistenza. Io chiamo tutte le ragazze presenti stasera a raggiungermi qua in mezzo, qui al centro del palco, perché tra poco vediamo uno dei momenti che ai voi rappresenta un po', abbiamo parlato di tutte le cose belle, dei gol, delle bellissime giocate, abbiamo visto davvero tantissime cose positive. Prego, raggiungeteci pure qui in mezzo al palco, perché ovviamente vogliamo vedere insieme a voi quello che è, vero Federica, tra l'altro, il prodottino di quest'anno. Sì, so che sono venute qua solo per questo momento, in realtà, anzi probabilmente hanno giocato certe partite solo per questo momento e noi andremo a vederlo, insomma. Assolutamente, perché annunciamo con grande gioia per il secondo anno consecutivo Mai Dire Tose, il meglio del peggio. Amici di Mai Dire Tose, ma soprattutto amiche di Mai Dire Tose. Ma anche coinquiline di Mai Dire Tose. Anche nel 2018, per svegliarvi con tante bellissime immagini di questo campionato, come Karim Mantuani, vedete che dorme, ma poi dopo un after violento si riprende. Si era destata, oh guarda, devo dare una mano. Qua però non sembra molto padrone del match, vedete, esordisce male, occhio a che Cazzanella. Guarda che bello, un gol ah no. Guarda che luna, guarda che mare. Attenzione perché Adriana De Martin è carica, ha la bomba dal destro. E la lascia andare a fregona direttamente. Attenzione a Marghezzanon. E ancora Karim Mantuani, un cecchino, Ma si era svegliata dall'altra volta. Attenzione a Michela Tonon, un po' di labirintite succede in campo. Anche la stella marina, cucciola. Attenzione invece a Marghezzanon. Una piroetta degna del Circo Toni, probabilmente c'era anche un rigore in questo caso. Ma no, forse c'era Tania Cagnotto che le dava un bel 10. Seguiamo questa azione. Colpita la giocatrice della prossima Bonifacio, ma anche Elena Virgili, vedete come il capitano dà sempre il buon esempio.
Sì, esatto, l'ha cercata di abbattere. Adesso il bellissimo tunnel di Capitan da Ross per la corrente Ciuchi Reginato, che poi stranamente si lamenta. L'urlo che fa storia, attenzione però Karin Mantovani è da sola. Vai Karin, c'è Giulia Sogaro come barone, vai Karin. Ah, però lei non è Inzaghi? No, temo di no. Ma succede anche con Nata Piai, voglio dire, 23 gol, qualche errore ci può stare. Ancora lei per un versione assist woman, c'è Karin ancora davanti alla porta. Inginocchiata dalla pietà. Attenzione però, porta vuota, Foltran! Quando c'è Foltrani in area non c'è scampo per gli uccelli che volano sopra. Una garanzia, occhio ancora Nata Piai. Un quintuplo liscio e poi Greta Ponte con l'istinto del bomber. Sì, veramente. L'assist di chi è? Comunque qua vediamo Greta Ponte che si fa l'assist da sola di ginocchio. Ginocchio e zigomo, credo, per un gol fortemente cercato. E qui un duello in Bologna-Permac, vedete? La povera Michito non. Ma si lamenta tantissimo questa ragazza, però dopo non le va a dire, diciamo così. Non è vendicativa, attenzione. È già a terra. Mi hai fatto del dolore prima. La povera Buziani. Nel frattempo Foltrano un conflitto a fuoco a Castelvecchio. Niente, così si era stufata di lasciar vivere le avversarie. Ciuchi Reginato in anticipo, qualcosa da dire con Yeboah. Ma Virginia nel frattempo era svenuta. Adesso Marghe Zanoni implacabile. Calcio d'angolo. Ma attenzione anche a Greta Ponte che non si fa pregare davanti alla porta e la spedisce a Talma Sosa. Sì, ma guarda, hai visto che piroetta l'azione che dell'anno fatto? Però attenzione perché una granata sviene Karin Mantovani e poi la conclusione è bellissima. Verrà acquistata dal Milan quest'anno la giocatrice avversaria. Ma attenzione, una giornata meravigliosa quella che ha visto Permac e Brixen in campo, solo gol bellissimi come quello di Marghe Zanoni. Una cosa da cineteca. Guardate il replay. Lo colpisce credo di interno rotula e il pallone lemme bacia al palo e si deposita in rete. Ma l'importante è insomma è segnare, no? Qui sempre Marghe Zanon, questa volta in versione assist, bello, uccide un'avversaria, poi il pallone rimane lì dolcemente, docile ed Adriano De Martini. Guarda, se lo alza di destro e poi ribadisce in rete di sinistra. Al 14° tentativo. Una giornata memorabile che vogliamo ricordare insieme a voi. E arriva anche il terzo gol, il primo in Serie B di Carlotta Modolo. Una fagiolata. Ma secondo me non se ne è neanche resa conto che è stata lei, Secondo me no, rivediamo una mischia furibonda e la palla che passa attraverso i guantoni. Ma anche la velocità del portiere avversario comunque. Tutto molto bello, ma attenzione perché è il momento di passare ai protagonisti del microfono. Cominciamo ovviamente da Stefano Modolo. Per la partita di Coppa e andiamo a sentire subito i protagonisti di giornata. Di giornata? Vincere ogni partita, insomma. Domenica si esordisce in si esordie perché all'inizio bisogna rompere il ghiaccio. Guarda il sorriso beffardo della Piaio, aveva sentito tutto. Che proprio inizia fra 2 settimane. Sì, fra 2 settimane inizierà il campionatino. Il campionatino perché è piccolo e anche un po' dislessico. Sì, il campionatino, dai. La Toma ne ha viste tante d'altra parte. Con una serie di cambi delle titolari che oggi magari c'erano qualche defezione. C'erano qualche defezione plurale maiestatis, lo diciamo, Stefano non lo sa. Ma la faccia della Virgili. Cosa si prova a segnare? Cosa si prova a provare? È un concetto un po' marzulliano. Ma non lo sa, sta cercando di capire la domanda. Al momento non me l'aspettavo e non me ne sono resa conto subito, infatti. Una volta non se ne è resa conto. Me ne sono davvero resa conto quando le mie compagne sono tutte ad abbracciarmi e proprio in quel momento mi sono resa conto infatti di... Ma si sarà resa conto Ma di no, era il suo gol, compleanno, alla fine l'hanno abbracciata per quello. Non lo sapremo mai. Abbiamo chiuso dal primo tempo la partita e quindi si è messa subito in discesa. Quindi bene così, soprattutto perché contro il Bologna non eravamo partite benissimo, quindi ci siamo riscattate. D'altra parte, insomma, credevo contro il Quindi. Possiamo un po' con più esperienza e quindi diciamo che ci credo sia un vocabolo del Maghreb. Era importante, era una vittoria che comunque valeva 3 punti come le altre. È ovvio che in questo momento la classifica diceva che stavamo affrontando la prima in classifica e quindi vincere la prima in classifica dà sicuramente morale, entusiasmo. Diciamo che Alice pensava molto alla classifica fuori dal campo. Sono arrivate quarte così in classifica. Il nostro gioco, cui facevamo di solito. In italiano non esiste. Ma è Furlan. Domenica c'è un'altra partita, ovviamente. Un'altra? Che diventa anche Ma guarda romano. Lo sguardo di Marghe Zanon, non capisce un'altra cos'è. Tantissimi punti davanti a noi, quindi bisogna solo rimborscarsi le maniche e lavorare. Rimborscarsi le maniche? Sì, perché dopo segarle giù come dei boscaioli. Esatto. Faccio gli auguri di buone feste, di un buon Natale, di un sereno 2018 a tutti i sportivi del Vittorio. Tutti i sportivi, no? Perché è plurale. E sportive. Buon anno e buon Natale. Di gioco? Buon anno prima, mi raccomando. Far
farci un esame di coscienza di dove possiamo migliorare. Come si sfarcia un esame di coscienza? Sfarcio tante cose nella mia vita. Le piadine si sfarciscono. Sì, quindi quando si spostava ho cercato di far andare dietro, quindi le caratteristiche fisiche hanno fatto una scelta normale. Le caratteristiche fisiche hanno fatto una scelta normale in qualsiasi lingua tranne l'italiano. Ecco diciamo. Chi era il secondo in panchina, le caratteristiche fisiche. Come quella di oggi non saremo quarti adesso. Avremmo avuto delle prestazioni altalenanti durante l'anno. Sai che Macarena. Sai che il capitano fa il corso di arabo insieme a Giovanna Coghetto? Sì, può darsi, altalenante. Allora, una partita delle ragazze incredibile oggi, perché sotto di una donna oggi non si sono... Sì, non è bello a dirsi sotto di una donna, forse... È sotto a una donna. No, forse. ma neanche. In inferiorità numerica. La Jesina anche ha cercato di cambiare modulo per cercare di dare qualche fastidio alla nostra retroguardia. Ma retroguardia? È famosissima retroguardia. E con l'Andoia, bene benissimo. Arrivavamo sempre. Prima Arrivavamo così, il mister in ma una performance l'ha preso dalla calabra. PI dell'anno scorso, sì, era lo stesso. Non lo sapeva. E poi comunque mancano 4 partite, 12 punti, bisogna farli tutti. Sì, noi abbiamo 30%, il 20%, il 50% di probabilità. Che percentuale avevano di salvarsi? Alla fine hanno preso quella a 20, così a buffo. Non lo capiva Domenica prossima abbiamo un'altra finale, ti destabilizza. Le ragazze sono state bravissime, specialmente nel primo tempo, a improntare la partita come l'avevamo preparata. Abbiamo cambiato anche il modulo di giocare perché c'erano qualche assenze, ma le ragazze sono state... Hanno cambiato il modulo di giocare perché c'erano qualche assenze. Io non ci capisco più sono niente. ancora sconvolta dalle riprese, da questa luce angosciante. Attenzione a Valentina Dal Pozzolo che parla. Che magari avevano qualche infortunio. Intervistata da Stefano Acamodolo. Era un buon risultato. Magari il secondo tempo potevamo far di più, però vabbè dai. Succede. La tua prestazione come la L'urlo beluino in Dal Pozzolo sottofondo. dice tutto. Sì. Sta anche ballando la. Attenzione a Vera Tomasella direttamente dalla Primavera. Esordio per quanto riguarda la tua carriera Sta pensando che ci vuole tornare nella Primavera? Sì. Sì. Ma fammela questa domanda. Vera? Vera. Pronto? Che ridere. Sì. Dai, dimmi. Allora, però, dai, fammela una domanda. Si era bloccato il server, è Ma rimasta no, ma immobile veramente. per Cioè, delle mi chiamo settimane. Tomasella, mica non so. Sarà il cognome che pesa. Ma sì, Allora, infatti. Tose nel pallone Giada weekly, Dal Coll. l'extra di Tose nel pallone. Allora siamo con Giada Dal Coll, esordio in prima squadra oggi. Sì. Come è andata per te la interessantissimo. prestazione, Giada? Come l'hai vista? Come ti sei vista? Come una me. Come? No, non si Allora, dicono Tose le nel pallone parole. weekly. Siamo con Giada Dal Coll. Giada, oggi qui a Bologna, quella di prima. l'esordio Sì, è sempre lì. per È quanto riguarda la tua guarda proprio come prestazione, vuole cosa si può dire esprimersi. Ma la gioia. No, non ce la Ma così era troppo emozionata. Ma no. Ma neanche lei si era resa conto del gol della Modulo, tra parentesi. Ma attenzione al saluto del mister. No, non le trovo mai. Il mister, un uomo pieno di certezze, ci saluta così. Ciao. Tag Life. E questo era il meglio del peggio anche di quest'anno. Rigorosamente made my direttose. Allora, io sono qua con tutte le ragazze presenti questa sera, però visto che siamo ormai in conclusione, chiamerei anche nuovamente il direttore generale Giovanni Bolzan a raggiungersi qui in mezzo al palco insieme al direttore sportivo Marco Partata, che mi guarda male ma mi raggiungerà lo stesso, e mister Fabio Toffolo e anche Sergio, dai. Sergio, vieni, siamo in chiusura per quanto riguarda questa puntata. Allora, Gio, ci diamo appuntamento mentre arrivano appunto anche mister Sergio e direttore sportivo. Venite pure anche, stringiamoci un po' qua in mezzo, così ci stiamo tutti, più o meno tutti, in mezzo, più qui. Allora, Gio, questo è il punto di chiusura anche per quanto riguarda questa stagione, quindi l'arrivederci a tutti direi è per l'annata sportiva 2018-2019. Sì, assolutamente sì, chiudiamo l'ennesima parentesi come è uscito questa sera, l'ennesima parentesi positiva e bella di questa famiglia, e tra poco, domani sera, ci troviamo con il mister per porre le basi anche in termini di date della prossima stagione, e ci rivediamo tutti a fine agosto per l'inizio della stagione 2018-2019. Perfetto, io direi con queste parole del direttore generale, ovviamente l'applauso è per tutti quelli che sono intervenuti questa sera, quindi grazie al pubblico, grazie alle ragazze, grazie a Sergio, grazie a Fabio, al mister, grazie a Marco Partata.
Grazie ovviamente alla Tenda TV, grazie a Vivi Radio. Si chiude questa puntata finale di stagione anche per questo 2018. Noi ci vediamo per il prossimo anno, per la prossima annata sportiva. L'abbraccio da parte del calcio femminile Permac Vittorio Veneto alla città Vittorio Veneto e ovviamente viceversa. Grazie ancora a tutti, a risentirci presto sulla Tenda TV e su Vivi Radio. Buonanotte.